Grazie, buongiorno a tutti. Buon lunedì. Adesso mi abituo con i giorni della settimana così non faccio più figuracce. Grazie e buongiorno a tutti. Passerei subito ai tamponi, poi 2 o 3 informazioni, domande e poi vi lascio. C'è anche l'assessore peraltro che ha una comunicazione rispetto alle case di riposo oggi. Tamponi sono 513.000, 8,48. Sono 7.114 in più rispetto a ieri. Vi ricordo sempre che abbiamo un guasto in una macchina, la macchina quella diciamo più importante. Il numero dei positivi sono 18.950, 11 in più. Quindi se volessimo proprio fare questo parallelismo sono 11 su 7.000 e quindi vi viene fuori subito il dato, che è bassissimo. L'isolamento sono 3.870 persone, ne sono uscite rispetto a ieri 109 persone in meno dall'isolamento. I ricoverati sono 592, sono meno 9, sempre metà Covid e metà non Covid. Le terapie intensive sono più 1. Sono 51. Ovviamente i dati sono sempre in linea insomma, con il trend, anche se c'è questo più 1. Dovremmo abituarci perché andando verso la parte bassa sia dei ricoverati che delle terapie intensive è ovvio che non possiamo immaginare che ci si vada all'infinito verso il basso. L'importante è capire se gli incrementi si confermano quotidianamente e se hanno un trend. I dimessi sono 3.187, sono anche ieri 8 dimessi. I morti sono in totale 1.803, purtroppo passati i 1.803. Invece quelli in ospedale, quindi di cui 1.322 in ospedale, comunque si fa più 6. I nati sono 79. Bene, allora dalla mezzanotte di oggi, quindi dallo 0,001 secondo di domenica, di lunedì, quindi noi abbiamo di fatto autorizzato tutto. Avete visto che sono state fatte le aperture, molti hanno già oggi aperto, magari c'è qualcuno rispetto ad esempio ho visto delle palestre o ad altre realtà che ha deciso di aprire fra qualche giorno o dei ristoranti che decidono di aprire a metà settimana, insomma, però i motori anche se in molti casi al minimo sono partiti, quindi abbiamo delle realtà che sanno che possono essere aperte, si sono organizzati, si organizzano, penso che domani sarà la giornata clou oggettivamente, perché anche il lunedì per molti ha rappresentato una giornata di transizione. Pensate a molte realtà, non so, gli acconciatori piuttosto che molti ristoranti che sono chiusi il lunedì o anche attività commerciali. In generale vi dico che noi abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni, soprattutto sul fronte di alcune delle lucidazioni. Dopo vi lascio l'avvocato Botteon che è il materiale estensore di tutto quello che sono le norme, però voglio dirvi alcune cose macro che ci hanno chiesto. Intanto il tema dei mercati. I mercati sono autorizzati, sono state applicate le linee guida, so che magari qualche amministrazione comunale ha qualche perplessità rispetto ad eventuali controlli e al contingentamento, però ripeto sempre si va nella direzione del buon senso, ma i mercati di ogni ordine e grado sono autorizzati, che vanno dal mercatino dell'antiquariato al mercato settimanale piuttosto che alla vendita degli ambulanti che non hanno postazione fissa. L'altro aspetto fondamentale è quello dei ristoranti. Voglio ricordare che sul fronte dei ristoranti, per fare un resumé, e qui stiamo anche peraltro lavorando anche a una norma ulteriore che si tradurrà in una circolare, per quanto riguarda i ristoranti hanno semplicemente l'obbligo dell'osservazione del distanziamento sociale, dell'uso della mascherina per gli operatori e dei guanti, però in generale diciamo il distanziamento è di 1 metro, di almeno 1 metro come previsto. Ovviamente con l'idea, sempre nell'ottica del buon senso, di un grande ricambio d'aria nei locali e del privilegiare le aree esterne, quindi il mio appello che faccio ai sindaci
e so che i sindaci comunque non hanno bisogno del mio appello, ma lo dico, cioè, non definiamo l'appello, una considerazione che faccio: bisognerà fare due cose e incentivare al massimo e avere elasticità per l'ampliamento delle aree dei plateatici, magari anche in via temporanea, in via del tutto straordinaria per un periodo, in maniera tale che ci siano anche delle valvole di sfogo, visto e considerato che la bella stagione ci aiuta. Insomma, un tavolo all'aperto vale di più di un tavolo chiuso, questo è poco ma sicuro, fermo restando insomma che la messa in sicurezza ci deve sempre essere. E questo è un aspetto. Poi rispetto alla circolare vi dico già che stiamo lavorando una circolare nella quale vogliamo anche chiarire una cosa, e questo aiuta tanto i nostri operatori turistici, ovvero: sono vietati i buffet? Sì, il buffet classico dove tu vai davanti al banco senza nessuna protezione, ti impiatti da solo il cibo e te ne torni al tavolo. Però faremo una circolare, avviso tutti gli albergatori che giustamente hanno segnalato questa necessità, dicono: ci stiamo programmando per le aperture che avverranno in maniera solida, che so, il 15 giugno piuttosto che il 1° di luglio in maniera importante. Fateci capire se i buffet, visto e considerato che ormai gran parte dei nostri albergatori utilizza la formula buffet, che è apprezzata anche dai turisti, dai nostri ospiti, sia gestibile comunque, e noi pensiamo di sì. Ne abbiamo parlato anche con il Dipartimento Prevenzione. Nel momento in cui il turista si avvicina al banco e ha modo di vedere, anche se protetto, magari ci sarà un plexiglass, ci sarà qualcosa che scherma un minimo, non è che uno deve fare un gabbiotto, voi sapete che io sono contro i gabbiotti di plexiglass, c'è un minimo di spondina, sta a distanza e dice: guardi, mi dia le melanzane grigliate, mi dia un po' di pollo, un po' di riso, eccetera, e la consegna la fa l'operatore che impiatta e che è in sicurezza perché avrà la mascherina e i guanti. Quello a quel punto non è più un problema, e penso che aiutiamo anche sul fronte della gestione, della programmazione e del personale i nostri operatori, e penso che questo sia un fatto chiaro. Fondamentalmente la formula è una formula stile self-service, no? Tu vai nella mensa, adesso passatemi questo esempio, e dici: mi dia questo, questo e quello, e ti viene dato il piatto in mano. Quindi si sappia che i nostri alberghi continueranno ad avere la formula buffet, ovviamente con servizio. Se dopo un gestore decide di fare anche il servizio al tavolo, oltre alla consegna direttamente davanti alla postazione consegna del buffet, è una scelta, diciamo, degli operatori. Per noi la consegna può avvenire al buffet in sicurezza. Vi dico anche che rispetto alle attività stiamo lavorando, ve lo dico per informazione, a tutta una serie di attività che vogliamo, in settimana ci lavoriamo, io spero che si riesca a dare il via dal 25, e che sono attività relative se non il 25, ve lo sottolineo, se non il 25 maggio, magari per il 1° di giugno se proprio va male rispetto alle linee guida o quant'altro, rispetto a due comparti insomma che ci stanno a cuore, perché comunque uno completa l'offerta turistica veneta e l'altro è un fatto ancora più importante, che è quello sociale, il tema dei centri estivi. Il DPCM lo prevede, ovviamente lì c'è un tema di linee guida, di quant'altro. Vediamo di fare un'ultima ricognizione che l'assessore Lanzarin farà rispetto a tutte le ricognizioni e anche le linee guida che noi abbiamo prodotto, che possiamo assolutamente produrre in qualsiasi istante perché le abbiamo già scritte, e pensare di sbloccare anche la partita dei centri estivi. Vi ricordo che vi avevo detto già ieri che sulla partita, ancora prima di vedere il DPCM, perché ieri quando vi ho incontrato non avevamo il DPCM, e vi ricordo che vi ho detto che quella parte era stata stralciata, ma avremmo atteso perché comunque c'era un impegno di affrontarlo in settimana. Abbiamo visto che hanno deciso, non so, nottetempo, di reinserirlo, questo ci aiuta ad essere ancora più veloci. L'altro mondo è quello dei parchi di divertimento, dei Luna Park, e quindi tutto il mondo degli spettacoli viaggianti, della giostra e quant'altro, e di tutto quello che è affine. Siamo convinti che con delle linee guida, insomma con un lavoro che stiamo facendo, riusciamo a affrontare anche questa partita, io spero alla volta di questa fine settimana. Comunque vi anticipo già che
che in settimana io un'ordinanza su questi temi la firmerò, dopodiché ci saranno delle date in ordinanza, ma la firmerò. C'è il mondo dei cavalli, sto parlando dell'ippica, quindi ippodromi, che mi scrive e mi dice ma in altre regioni corrono. Io purtroppo devo ricordare che l'attività sportiva agonistica non è al momento autorizzata e quindi da nostre letture risulta che la corsa dei cavalli non sia autorizzabile. Sta facendo un ulteriore approfondimento. Giusto Botteone? Sì, come competizione, come gara, sì, come gara, con pubblico, diciamo, con pagamento. Invece la pratica individuale. Sì, la pratica individuale sì, stiamo facendo una verifica di capire se la corsa dei cavalli, e stiamo parlando di materiale, cioè di un essere vivente che è il cavallo e che, come si può dire, ha delle dinamiche particolari. E se da un lato si può allenare all'interno di un ippodromo chiuso, cerchiamo di capire se riusciamo anche ad affrontare il tema della corsa, cioè dell'agonismo a porte chiuse all'interno dell'anello dell'ippodromo. Ma questo, guardate, siccome è questione, sembra una banalità, ma poi si trascina dietro tutta una serie di problematiche, sono quelle dei dipendenti, sono quelle del benessere animale e tutta una serie di minestre che evito di stare qui a ricordarvi. Ultimo aspetto, quindi anche questo è un tema sul quale lavoreremo. Ultimo aspetto, e poi vi passo la parola, c'è il tema dispositivi. Arrivano un sacco di segnalazioni di cittadini, molte le avete fatte anche voi, di cittadini che non utilizzano la mascherina. Ecco, io vorrei ricordare che il Veneto, lo dico ai cittadini che mi ascoltano, ha affrontato questa nuova stagione, questa nuova riapertura con l'obbligo della mascherina, non per una volontà di fare nuove dittature, regimi o altre puttanate che leggo scritte da qualcheduno che pensa di aver capito come funziona il mondo, ma semplicemente perché l'apertura del Veneto è una riapertura importante, è una riapertura che va oltre, come si può dire, lo stabilito per il 18 da parte del DPCM. È un'apertura importante, tanto è vero che altri colleghi hanno fatto la scelta delle mascherine, penso al vicino Friuli Venezia Giulia che ha la stessa identica scelta. Non è la volontà di perseguire e di ossessionare i cittadini, ma il fatto di messa in sicurezza. È messa in sicurezza ormai dimostrata scientificamente che salva la vita, e comunque è un atto di responsabilità. Se davanti a tutta questa tragedia portare una mascherina significa un atto di violenza, vuol dire che non ci siamo neanche come comunità, perdonatemi se vi dico questo. Dall'altro voglio anche ricordare che le ammende dai 400 ai 3.000 euro che ho ricordato non sono un'invenzione mia, sono previste dal decreto legge del 26 marzo che prevede che chiunque trasgredisca a qualsiasi norma dei decreti, dei DPCM o delle ordinanze ha un'ammenda che va dai 400 euro ai 3.000 euro. Cioè, lo ridico, non è che ci siamo inventati la multa perché siamo dei lazzaroni, è previsto per legge ed è sempre stata presente questa multa. Tanto è vero che ogni tanto qualcuno di voi mi dice ma un caffè 400 euro, che è esattamente l'ammenda minima. Quindi non abbiamo inventato nulla di nuovo. Forse in questo paese la difficoltà è anche quella di premurarsi di informare i cittadini che poi prendono l'informazione, alcuni, pochi, come un atto di arroganza. Io ho solo ricordato che c'è una multa e che c'è da sempre. La prossima volta non ricorderemo la multa e quindi sarà una sorpresa. Cosa volete che vi dica? Una multa prevista per su decreto legge del governo, e come tutti i decreti c'è la parte delle multe, definiamola così, delle ammende relativo al fatto che se uno non rispetta gli articoli previsti. E vi ricordo, ve lo dico a vostra tutela, che il non uso della mascherina, come il non rispetto del divieto di assembramento, piuttosto che altre attività che sono il distanziamento sociale, che so, un ristorante mette tutti i tavoli attaccati perché vuole farci stare più gente, rientra sempre nella multa dei 400 ai 3.000 euro. Non è una mia invenzione, è scritto in legge, e quindi ho solo voluto informare. Invito tutti a utilizzare la mascherina, almeno in questo primo periodo, perché per noi è fondamentale. Ricordo che se ci tornano sulle infezioni, i contagi e i ricoveri, ci tocca tornare indietro. Tutto quello. Domande? Allora cominciamo con questa tradizione da sinistra verso destra, in realtà oggi il primo dovrebbe essere
Donato Bernardini. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, intanto chiarire, forse mi sono distratto, ho detto che in settimana farò un'ordinanza riguarda gli spettacoli viaggianti in una parte del giostre I centri estivi. e i centri Sì, estivi, quindi in settimana E anche altro, adesso vedremo, insomma. ecco, quindi riguarda anche i centri estivi, insomma si va verso lo scopo dei centri estivi. E per quanto riguarda un tema che era già stato sollevato ieri, mi rendo conto che è un tema complicato, quello del trasporto pubblico locale. C'è un'ordinanza in arrivo, C'è un'ordinanza in arrivo, a ore, a ore. nel senso che è già scritta, la devo leggere in maniera puntuale per capire cosa firmo, ma è già scritta. Ma può anticiparcene per somiglia? La devo leggere. Però sostanzialmente da quello che ho capito si va in prosecuzione rispetto a quello che abbiamo già fatto, cioè nel rispetto delle linee guida. Nel rispetto delle Sì. Ecco, un ultimo accenno che riguarda appunto proprio l'uso dei dispositivi di protezione, no? Colpisce un po' il fatto che il governo abbia previsto nel DPCM, è sostanzialmente una raccomandazione, si dice quando esci di casa non è necessaria la mascherina se viene garantita la distanza di sicurezza. Praticamente, secondo il governo, esci di casa con la mascherina in tasca, se proprio ti ritrovi a un panno di naso da qualcuno la indossi. In Veneto invece si è scelta una linea più severa, nel senso che si esce di casa proprio. Sì, non è una linea, scusami, perdonami, non è una linea severa, è una linea di responsabilità. Premesso che il governo giustamente fa una linea guida nazionale che si rivolge a una comunità che ha avuto 1800 morti come il Veneto e a una comunità che non ha neanche visto il coronavirus. Vi ricordo che la norma è nazionale. Quindi dire che la pericolosità è uguale da campione d'Italia a Canigatì, lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, non è così. Ci sono delle regioni dove il warning, l'attenzione è alta, media, mediamente bassa e bassa. Quindi il governo giustamente prende la condizione di minima, primo. Dopodiché siamo in una prima fase, in una regione che ha il coronavirus, siamo una delle prime regioni per coronavirus a livello nazionale. L'abbiamo gestita bene. Allora guardate, il tema è presto detto, no? Se è vero che fino ad ora è stato gestito bene perché abbiamo fatto delle scelte oculate, non è che noi ci divertiamo a dire ai cittadini dovete portare la mascherina. Io voglio dire ai cittadini abbracciatevi, datevi la mano, fate come il virus non ci fosse più, ma non è così. Allora, inutile che parliamo sempre degli amministratori che devono pensare alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Ho firmato ordinanze che non sono state gradite in questi 90 giorni, lo sapete meglio di me. Questa è un'ordinanza che non è gradita, non piace neanche a me. Sono andato a camminare ieri sera e mi sono detto che tenere sulla mascherina, mi dà fastidio, però dico anche, sto sacrificio 10 giorni potevo farlo, che sono esattamente, se ci pensate, i 12 giorni che ci dividono da qui a fine maggio, e sono esattamente il periodo che abbiamo previsto. Se osservate la nostra ordinanza dura fino al 2 giugno, periodo guarda caso finestra per eventuale reinfezione e quindi nuovi contagi, cioè da oggi, dall'apertura ai prossimi 10 giorni sappiamo come va a finire questa vicenda. Dico, mettiamoci anche la mascherina per proteggerci. Poi mi fermo qui e aggiungo solo una roba: se il senso di comunità che abbiamo e il senso civico che tutti invocano, il senso di tutto quello che ormai, cioè, siamo tutti se fatica a portare la mascherina. No, lo dico, guardate, perché io penso che se fosse un farmaco salvavita, stiamo qui a discutere se dobbiamo prendere la pasticca oppure no. Noi, i nostri tecnici, lo considerano un salvavita. Facciamo sto sacrificio, guardate, non ci inquiniamo il sangue perché comunque non è che dobbiamo somministrare una terapia. Facciamo sto sacrificio, sti 10 giorni, poi vediamo come va, perché se i dati ci dicono che abbiamo avuto ragione e fortuna, è ovvio che la mascherina se ne va in una gestione comunque sempre oculata.
perché voglio ricordarvi che il DPCM dice portarla negli ambienti chiusi e nel distanziamento sociale dove non è possibile. Cioè vuol dire che dobbiamo girare con la mascherina? Cioè non è che vuol dire vado fuori e no, tu vai a camminare. Allora in Veneto ci cammini con la mascherina, nelle altre regioni, quelle che hanno applicato il DPCM, cammini, ti porti la mascherina ogni volta che incroci uno, perché se dietro alle tue spalle hai un vigile o uno che ti controlla, ogni volta che incroci uno devi metterti la mascherina. C'è scritto questo sul DPCM. No, perché non lo dico te, ma vedo di quel romanticismo su sta storia della mascherina. Forse qualcuno non sa leggere l'italiano. Nel DPCM c'è scritto che bisogna mettersela ogni volta che incroci uno, a meno che tutti non ti girino a largo e ce vediamo. Allora bisogna andare via con tipo, vi ricordate il guardainfante? Sapete cos'è il guardainfante? È il sottogonna che portavano nel Settecento, quello per fare quell'impalcatura. Andiamo via col guardainfante e in modo tale che tutti stanno distanti. Semmai l'assessore. Sì, no, noi no. Però insomma, magari una struttura che mantiene il distanziamento proprio fisico, tecnico, vabbè. Fate questo sacrificio ragazzi, ne abbiamo fatti tanti, questo non è il maggiore. Marco Bonnet. Sì, allora, Ciao. Buongiorno Presidente, 2 domande. Allora, una un po' che riguarda i centri estivi, che non mi aspettavo la novità perché c'era stato detto che c'erano 2 ordini di problemi. Il primo di tipo economico, cioè che la FISM, le federazioni facevano presente che servono molti soldi per riattivare i servizi. Il secondo è che quando ci avevate detto che il tema era stato stralciato era per insanabili divergenze tra i 2 ministri. Sembra che abbiano risolto, che l'abbiamo allora visto. volevo capire se questi 2 ostacoli, soldi e ostacolo politico, erano stati superati. L'altra domanda è più un retroscena, cioè si è scritto di queste tensioni tra i presidenti di regione nella notte con telefonate tra i ministri, che cosa è successo? Grazie. Sì, allora guarda Marco, allora rispetto a questi 2 punti, diciamo, il fatto che sia inserito nel DPCM deduco che abbia fatto trovare, come si può dire, un'intesa, che ci sia un'intesa. La notte precedente questo tema non è stato assolutamente affrontato. Ben venga che ci sia adesso. No, c'è un problema che non citano mai 03 ma 314, Sì. quindi fino ai 3 anni questo non c'è. Abbiamo il 3-14, lo 0-3 anni non c'è, che sarebbero i nidos. Non è un problema. Non c'è. No, non c'è. Ma vabbè, noi adesso, sentite, ormai si è aperto un pertugio importante, c'è nel DPCM, nel decreto ci sono i 150 milioni per i centri estivi, per tutte queste attività. L'assessore ha fatto un ottimo lavoro perché ha fatto le linee guida in tempi non sospetti, ha incontrato tutte le realtà, cerchiamo di mettere in fila tutto adesso penso che ci siano i presupposti. E quindi a livello risorse voglio ricordare che c'è questo stanziamento nazionale al quale noi vorremmo attingere, e penso anche il fatto che se siamo i primi forse ci aiuterebbe anche meglio nell'operazione. Dall'altro il retroscena è molto chiaro, cioè ci siamo ritrovati con una prima bozza di DPCM alla quale dovevamo dare l'intesa, sabato notte, tra sabato e domenica, nel senso che erano abbiamo visto sabato sera la bozza di DPCM, l'intesa abbiamo deciso di non darla perché non era praticabile, cioè le famose linee guida dell'accordo fatto con Conte il venerdì. Le linee guida delle regioni non erano neanche in allegato, cioè era tutto un po', c'era ancora linee guida, però ci sono linee guida nazionali, era proprio citato così, andate a prendervi il testo. Quindi si prestava a confusione che al di là del coraggio o della codardia del Presidente della Regione, dei Presidenti, ce n'era uno più problematico di fatto, che è quello dei controlli, no? Se tu vai a fare i controlli e il povero gestore dice adesso che linea guida che ha applicato è quella della regione, non va bene perché c'è il DPCM dice che. Alla fine abbiamo fatto il Presidente del Consiglio, abbiamo chiesto di un incontro urgente con il Presidente del Consiglio, si è iniziato l'1 e finito alle 3:30, roba del genere, c'era anche il Ministro Boccia, Speranza non c'era, e abbiamo chiuso la partita con un impegno formale di citare nel DPCM le linee guida della conferenza delle regioni, è citato, di allegare come parte integrante del DPCM le linee guida. Non è passata la proposta, soprattutto diciamo in virtù della preoccupazione della campagna, ma anche di altri, del tema dell'analisi epidemiologica prima di aprire, quindi c'è
una valutazione epidemiologica prima di dare l'ok alle aperture. Quelle che si sono fatte ieri in Veneto, se voi leggete la nostra ordinanza c'è scritto alla luce dell'indagine epidemiologica arrivata dal Dipartimento, dalla direzione di prevenzione. Noi l'abbiamo fatta, nel senso che con i dati che ci ha dato il Ministero della Salute, la dottoressa Russo ha certificato che l'ordinanza è in linea con le linee guida e quindi si può aprire. Punto. Tutto qua, sei Marco. Dopodiché lasciamo perdere sto travaglio di ieri. Io vi dico la verità, ieri a loro ho detto ore 17, se non arriva niente noi usciamo con l'ordinanza, appunto, cioè, quindi noi saremo comunque usciti. Non esiste che creiamo informazione, effetto annuncio, diamo le linee guida e abbiamo atteso fino a ieri sera, che poi è arrivato a che ora? 17? 17 abbondanti. Io l'ho fatto mettere in ordinanza comunque l'orario di arrivo. Sì, però diciamo il DPCM stilato. Tanto se voi leggete la nostra ordinanza, ho detto scrivete in ordinanza che ora è arrivato il DPCM, cioè che almeno resta agli atti cosa, cioè, che travaglio abbiamo avuto. Una precisazione, poi Zennaro si prepara Emiliano. Il governatore De Luca si è imbizzarrito, però ha detto che insomma, il governo ha scaricato sulle regioni. Non so, guarda, non so perché ognuno conosce la sua regione, la sua sanità, non lo so. Guardate, io ho sempre anteposto davanti a tutto, ma non mi riferisco a De Luca, il fatto che dobbiamo dare informazioni e servizi e risposte ai cittadini, punto. Cioè guardate, se avessi dovuto guardare il DPCM di ieri sera, se avessi fatto il burocrate e se avessimo fatto i burocrati, se avessimo voluto stare lì a pignolare prima di firmare un'ordinanza con un DPCM del genere, molti avrebbero detto bah, però abbiamo deciso di andare avanti, insomma, dai. Posso? Massimo Zennaro. Sì, tre questioni. Allora, siamo ripartiti più o meno, insomma, hanno aperto più o meno tutti. Quelli che mancano sono i trasporti pubblici, perché sono ancora contingentati. C'è gente che ci scrive e dice, ma scusa, ma io devo per forza usarla, ma perché non hanno messo almeno i mezzi pubblici che c'erano prima, con le limitazioni all'ingresso, perché lo sappiamo, ma almeno i mezzi che ci siano. Secondo, tutto sta questione del DPCM manca secondo me una questione di cui si era parlato tantissimo, cioè il tracciamento. È scomparso completamente dai radar quella questione là. Terza questione, è stata avanzata ho visto poco fa anche sui social, un appello per la cultura. Sembra che la cultura sia assolutamente dimenticata, perché tra le cose... no, è stato aperto, sono stati aperti i centri commerciali, sembra quasi che un centro culturale possa fare più assembramento, magari fosse vero, possa fare più assembramento rispetto a un centro commerciale. Grazie. Ma guarda, io posso anticipare anche questo, cioè a questo punto, però non voglio però creare aspettative che poi non riesco a mantenere. Abbiamo parlato stamattina in riunione di tutto il tema della cultura, dei centri sociali, dei centri di aggregazione, i teatri, i cinema, cioè l'abbiamo verificato anche oggi. Tutto quello che possiamo fare lo facciamo. Io sono disposto di metterci la firma, però qual è il tema? Lasciateci il tempo di lavorare, perché abbiamo un DPCM che ci lavora tanto contro su sto fronte, e vi devo anche dire che anche il nostro servizio di prevenzione su teatri, cinema, centri sociali, cioè tutto quello che è aggregazione, dice ragazzi, però ripeto, io sono per affrontare il tema, ha chiuso ovviamente, sono per affrontare il tema che verrà trattato, ve lo dico già, in maniera paritetica tra cinema, teatro, centro sociale e altri temi, centri di aggregazione. Guarda, la stiamo valutando, Massimo, cioè, non ve l'ho detto semplicemente perché non voglio poi che qualcuno ci resti male perché non trova sta parte dentro. Stiamo valutando, e ti dirò che è anche la più ostica, perché c'è il tema della prevenzione anche nostra, giustamente, che ci dice vabbè ragazzi, vabbè tutto, però non è che potete dirmi che 1000 persone dentro in una stanza chiusa, cioè sono come 1000 persone fuori all'aperto. Però insomma stiamo ragionando, cercando di capire come si può fare. Sono Zazzare? Sì, il tema invece dei trasporti pubblici che è essenziale. L'assessore De Berti ha preparato l'ordinanza assieme all'ingegner Pellegrini e mi ha detto che comunque stanno stimolando le aziende per riportare in quota, diciamo, lo status all'ante, no? Prima del coronavirus, come mezzi sul territorio. Ormai insomma è tutto aperto, quindi bisogna garantire il servizio, appunto.